Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Una bella giornata come quella che abbiamo vissuto nella bellissima giornata sportiva con maratonina e le altre due prove. Io poi il pomeriggio l'ho passato riposando perché 12 km, ammetto, sono stati molto impegnativi per il sottoscritto, ma assolutamente da sposare vista la finalità. Il comitato maratonina, gli organizzatori, anche quest'anno hanno colto la palla al balzo per utilizzare, fra virgolette, un evento sportivo per far riflettere, e per far pensare e anche, cosa non da poco, per raccogliere dei fondi per il nostro CAV. Il nostro CAV è nato qualche anno fa, il primo all'interno della nostra ULS, utilizzato anche da persone fuori provincia. Non mi stanco di dire ogni volta che mi piacerebbe dire che non serve, invece ahimè purtroppo serve, e per cui dico per fortuna c'è. Per cui ringrazio ovviamente anche tutte le operatrici del nostro CAV. Mi piace ricordare anche che, come gli altri anni, anche quest'anno c'è stata la collaborazione con le amministrazioni vicine che hanno accolto anche questa volta l'invito, mi pare, se non ricordo male, la sesta edizione. Hanno accolto l'invito di collaborare insieme per questo evento che, oltre a crescere nel numero, ho l'impressione che cresca anche nella consapevolezza, perché ogni anno è abbinata questa giornata a una manifestazione, diciamo così, di solidarietà, di vicinanza a persone, a istituzioni che servono il territorio in maniera concreta. Mi pare di poter dare direttamente la parola al Presidente Vittorio Buriola. Diciamo che io vorrei un po' la testimonianza anche di chi ha partecipato a livello amministrativo e quindi come amministrazioni comunali, e che in questi anni hanno sempre contribuito ad avere sul territorio una presenza e una volontà di continuare questa nostra esperienza sportiva, naturalmente, e che però in quest'anno si sono anche impegnati con delle manifestazioni teatrali, nel caso di Sarmede, che ha ospitato un evento teatrale che poi diremo, e soprattutto il Comune di Cappella Maggiore, che attraverso il vice sindaco Maria Rosa Barazza, che è la coordinatrice del tavolo antiviolenza del distretto 7, hanno voluto fortemente, con naturalmente Barbara Denardi, che è l'assessore per Vittorio Veneto, e il CAV, dare un grosso impulso a questa promozione, che è stata una cosa molto importante. Per cui direi che chi volesse dare una testimonianza può tranquillamente dire. Partirei magari con Maria Rosa. Grazie agli organizzatori della maratonina, perché l'idea mi pare sia proprio partita dagli organizzatori insieme con un gruppo di persone che ha collaborato insieme con le amministrazioni poi comunali del territorio, di questo territorio più ampio, Vittorio Veneto ovviamente in via principale, diciamo, perché visto che è anche la sede dove parte arriva, no? La maratonina, tutta la gara e gli eventi sportivi. Credo che avvicinare a un evento sportivo molto partecipato, molto bello come è la maratonina, il tema della violenza sulle donne sia stata una cosa importante perché attraverso un evento bello, un evento piacevole, un evento che fa uscire la gente, la fa stare insieme, la fa in modo che si apprezzi, appunto, che apprezzi il territorio, tutto quello che c'è, insieme c'è anche questo spunto e questa occasione per pensare a un qualcosa che comunque viviamo dentro la nostra comunità, e il tema della violenza non è un tema solo delle donne, è un tema di tutti, degli uomini, delle donne,
dei minori che tante volte possono essere e trovarsi coinvolti loro malgrado in questo tipo di dinamiche, e quindi nel momento in cui diventa consapevolezza attraverso la partecipazione di una platea più ampia, credo che questo sia già un primo momento di sensibilizzazione importante. Poi il fatto che attorno a tutto questo lavoro e alla partecipazione di tante persone e tutti i volontari, io credo che debbano essere ringraziati tantissimo, no? Per tutto quello che hanno messo a disposizione e per aver puntato su anche su questo tema collegato alla maratonina, che ci sia stato poi anche la raccolta di fondi è, diciamo, la ciliegina sulla torta, perché ovviamente è importante, sono importanti anche i fondi per il funzionamento del centro antiviolenza, per il quale va ringraziato il Comune di Vittorio Veneto, perché è il Comune che lo gestisce, è incardinato all'interno della propria struttura organizzativa ed è a disposizione di tutte le donne del nostro distretto e non solo, come è stato ricordato dal sindaco. Quindi a maggior ragione bisogna ed è importante ringraziare il Comune di Vittorio Veneto, perché utilizza proprio personale e propri fondi a beneficio di una platea più ampia che va oltre il proprio territorio. Quindi grazie a voi che avete organizzato questa corsa, a tutte le persone che si sono impegnate per dare una mano e per fare in modo che anche il tema della violenza sulle donne fosse parte di questo evento, e speriamo che si possa ripetere anche ancora questo tipo di manifestazione. Grazie. Passerei un attimo la parola adesso a Barbara, che ha seguito direttamente per il Comune, così. Sicuramente io non posso che ringraziare nuovamente il Comitato per questa scelta. Come diceva il Sindaco, il nostro centro antiviolenza è il primo aperto in questo territorio e è il primo gestito nella provincia di Treviso da un comune, è insomma l'unico che nel territorio della Exus 7 offre questo servizio alle donne in difficoltà. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare, visto che sono qui, Erika e Sara, che sono due delle persone che quotidianamente collaborano e lavorano all'interno del centro antiviolenza, ma anche la collega Doriana Casagrande, che insomma collabora con noi e ha collaborato anche nella serata spiegando appunto le attività del centro antiviolenza, la serata di Sarmene, che è stata una serata credo molto bella, perché grazie all'impegno di tutti siamo riusciti a portare un evento teatrale, quindi un evento di tipo culturale, non solo a Vittorio Veneto come era avvenuto in precedenti occasioni grazie al centro antiviolenza, ma in uno degli altri comuni a noi vicini, e questo credo che sia importante, perché significa, e di questo ringrazio il Comitato, perché grazie alle vostre al vostro aiuto anche economico ci date la possibilità di continuare a farlo. Comunicare la presenza del centro antiviolenza in città, Vittorio Veneto ovviamente, perché la popolazione, è inutile che stiamo qua a nasconderci, in gran parte nei nostri comuni è rappresentata dalla popolazione vittoriese, però anche negli altri comuni il fenomeno sicuramente esiste, il CAV è a supporto anche degli altri comuni, e quindi far conoscere le attività del centro antiviolenza anche al di fuori della stretta località del comune di Vittorio Veneto è importantissimo, e forse è anzi ancora più importante che non a Vittorio Veneto. Quindi il supporto delle attività private a favore del CAV è sempre benvenuto e importantissimo. Grazie. Grazie Barbara. Lascerei la parola adesso un attimo al sindaco di Fregona, se volesse dire qualche parola. Sì. Beh, io sinceramente come comune non partecipo, cioè il mio comune non è toccato da questa meravigliosa manifestazione, però chiaramente soprattutto quest'anno che c'è stato questo abbinamento con il centro antiviolenza è chiaro che ha coinvolto anche il mio comune, perché effettivamente, come è stato detto in precedenza, questo centro serve anche la popolazione dei comuni vicini. E cosa dire, purtroppo come ha detto prima Roberto, magari si potesse
potesse dire che non è necessario, che non serve una struttura del genere. Anche oggi i giornali, il telegiornale purtroppo ci riportano sempre queste notizie così drammatiche, e poi dietro alle donne che non ci sono più ci sono i bambini che chiaramente perdono la mamma, dei papà che chiaramente sicuramente anche loro non vivono poi se uno arriva a fare un gesto del genere, quindi disagi sia al femminile ma anche al maschile di sicuro, quindi un grande bisogno per cercare di così dare una mano a un disagio che comunque è dilagante. Quindi io sono per ringraziare veramente tutti quelli che hanno organizzato, quindi dagli enti così più istituzionali alle parti, alle associazioni e chiaramente ai volontari. E un ringraziamento ai volontari è doveroso sempre, in ogni occasione, secondo me, perché ci sono volontari che veramente interpretano questo ruolo con uno spirito di servizio e veramente di generosità che è veramente da ammirare. Quindi io devo sempre ringraziarli e spero anch'io, come ha detto Maria Rosa, che questa cosa continui, perché no, magari che il percorso si dilunghi verso le colline di Fregona. No, sto scherzando, però non lasciamo e non mai dire mai, appunto. Grazie mille ancora e veramente buon lavoro. Passerei a Larry, che è stato l'artefice anche di questa volontà di fare la manifestazione teatrale a Sarmede, che è stata molto bella, e quindi qualche parola doverosa anche in questo senso. Intanto buonasera a tutti anche da parte mia. Sì, l'evento di Sarmede è stato un evento che comunque ha lasciato un segno a tutti coloro che erano presenti appunto alla serata. È un modo per far capire come la violenza sulle donne, ma non solo, anche quella sui bambini, la violenza psicologica in genere, sia comunque un dato presente molto anche nel nostro territorio. A volte si tende a pensare che argomenti come questi tocchino realtà lontane da noi, ma in realtà non è così. I numeri anche del 2018, Barbara può correggermi se sbagliano, ma contano più di 130 accessi proprio qui al cavo di Vittorio, di cui 90 circa presi in carico dallo stesso. E quindi è bene legare, diciamo, problematiche di questo tipo a temi più leggeri come quello dello sport, e per questo io ringrazio veramente tutte le associazioni, il gruppo Maratona di Vittorio Veneto, per aver dedicato questo evento a questo tema, ma per aver sensibilizzato anche gli atleti a donare parte, e voi in primis chiaramente, a donare quei fatidici 50 centesimi proprio a sostegno del CAV, che oltre alle risorse del Comune di Vittorio Veneto, che io ringrazio e ringrazierò sempre perché stanno facendo, al di là dell'aspetto economico, anche un gran lavoro dal punto di vista proprio istituzionale come presenza delle amministrazioni sul territorio, ma ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato a quella giornata, anche per le situazioni sempre più stringenti per l'impiego appunto anche del volontariato in questo tipo di evento, ma io credo che un messaggio fondamentale che debba arrivare a tutte le amministrazioni sia proprio anche quello che bisogna continuare a tenere alta l'attenzione su questo tema, organizzando eventi come questo sempre in maniera più costante all'interno delle proprie comunità, in modo tale da sensibilizzare tutti quanti, ma per lanciare il messaggio a chi è toccato dal problema, per dire guardate che ci siamo. Guardate di non aver paura e di saper di poter contare su qualcuno. Ecco, questo è il messaggio che ho letto quella sera insieme all'avvocato che era con me alla serata, che ho letto poi da chi è uscito da quella serata là. E ringrazio il Comune di Vittorio Veneto per aver pensato anche al nostro bacino di territorio. Sarmede, come Cappella, come Fregona, sono comuni che hanno subito aderito al centro antiviolenza di Vittorio Veneto. Ringraziamo anche la Regione che comunque ha contribuito alla partenza e ha contribuito ulteriormente, se non sbaglio, nell'erogare un ulteriore fondo. Chiaramente dobbiamo stringerci attorno a questa realtà e cercare di aiutare il più possibile. Ecco. E per questo motivo io ringrazio tutti i presenti, ma ringrazio in particolar modo appunto il Comune di Vittorio Veneto, perché la Stefania Chies, che oltretutto
in quella serata non era presente perché aveva un problema, se non sbaglio, alla gamba, e quindi bene anche perché i numeri parlano di più di 1500 atleti, quindi se le statistiche non mentono, il prossimo anno dovremo contarne 3000, perché da come mi diceva Adriano, solitamente superata la soglia dei 1500, l'anno successivo si raddoppia, e quindi spero che sia di buon auspicio per tutti quanti noi. Ecco, grazie veramente. Passerei al dottor Traetta. Buonasera a tutti. Il grado di civiltà di un popolo emerge anche dalla capacità di ciascuno di noi di collaborare con le istituzioni. E io ho due riflessioni, ovviamente mi associo a tutto quello che è stato detto, ringraziando tutti quelli che hanno organizzato e tutto quello che di bello è stato detto, però ho due osservazioni importanti da rilevare. La prima è questa: dalla collaborazione degli enti fattiva si hanno soltanto risultati positivi. Quindi chiaramente le istituzioni in quanto tali devono continuare a collaborare con la massima apertura mentale nei confronti di tutti, perché delle amministrazioni chiuse non portano mai a nessun risultato fattivo per la popolazione. E in questo caso i comuni che hanno collaborato a questo tipo di iniziativa hanno dimostrato di saperci fare. Io spero che possa essere un buon auspicio anche per i prossimi anni. Quando cambiate le amministrazioni si spera che vengano mantenuti questi aspetti, me lo auguro e lo auspico in questo senso. Secondo aspetto importante è quello legato alla cittadinanza attiva. Noi per poter crescere ed essere persone civili, perché non lo siamo ancora, guardate che siamo abbastanza lontani dall'essere persone civili, perché quello che vediamo intorno è miserevole da tanti punti di vista. Oggi vedevo il Papa che davanti a determinate situazioni della vita contingente è rimasto quasi incredulo, se non piangente, perché chiaramente un aspetto legato alla cattiveria sta emergendo in maniera significativa nella nostra società, dove determinate situazioni materiali prevalgono sui aspetti che sono più sostanziali, che sono quelli dell'altruismo, di poter donare, come fanno le persone, le associazioni che hanno collaborato in questo senso, e come fanno tutti coloro che non hanno un secondo fine quando devono operare. Certo che questo tipo di messaggio implica indubbiamente la capacità di essere intelligenti, di avere cultura. Allora questa manifestazione, con l'aspetto culturale che è stato evidenziato, è già un passo avanti. Però dobbiamo camminare ancora tanto, perché purtroppo le cose negative che succedono, e quella della violenza di genere, contro le donne, contro i più deboli, eccetera, è presente dappertutto, che sia una civiltà cosiddetta capitalistica, che sia una civiltà meno capitalistica. Quindi vuol dire che il lavoro da fare è ancora lungo e faticoso e non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Io mi auguro che nei prossimi anni andremo sempre meglio e soprattutto che la scuola, le istituzioni e la famiglia siano in grado di dare ai propri figli una cultura, un'istruzione, una formazione migliore di quella che noi abbiamo. Quindi in questo senso mi auspico che tutti quanti siamo promotori di questo tipo di messaggio e riusciremo anche a migliorare questa nostra società che molto spesso non è proprio così bella e così altruistica come magari ci fanno pensare che sia. Grazie comunque a tutti coloro che hanno organizzato questo tipo di attività. Da parte nostra, credo di tutte le amministrazioni presenti, c'è tutta la volontà di continuare a fare queste cose perché sono fondamentali per la crescita dei cittadini. Grazie dottor Traetta, e sì, naturalmente anche noi ci auspichiamo che ci sia una continuità al di fuori dell'evento sportivo in sé e per sé come collaborazione proprio fattiva anche per la diffusione di questa promozione, chiamiamola del marchio se volete, per far capire che ci si può rivolgere tranquillamente e con una certa serenità anche allo sportello che è dedicato. Vorrei dare la parola per ultimo, ma non per ultimo, all'assessore Costa che ci ha seguito già da tempo immemorabile in questa avventura e anche grazie a lui che siamo riusciti a portare avanti questa cosa che ci ha dato una grande soddisfazione. Poi parlerò di qualche numero ma molto velocemente. Sì, buonasera, io non ho molto da aggiungere. Ho cercato di fare quello che è il compito dell'assessorato, ma facevo così tra me e me una riflessione ad ampio raggio. Cioè stavo cercando di individuare qual è la manifestazione a Vittorio, soprattutto guardando il running,
che non è abbinata a qualche altra iniziativa. Cioè, per cui ho pensato alla corsa, alla marcia 4x4, e lì era abbinata al piccolo... No, la porta e il Mater Dei. Poi mi è venuto in mente il Mamme di corsa, cioè il Little Run abbinata al piccolo rifugio. Poi c'è la Lilt, poi con la marcia a Sant'Andrea, il giorno di Pasquetta. Ecco, cioè il fatto di voler far viaggiare due iniziative, tipo poi questa con il CAV, cioè indubbiamente è un motivo per cui dobbiamo, ecco dico questo, dobbiamo dirci bravi. Beh, a noi qua, intanto ce lo diciamo qua, no? E lo sappiamo che siamo bravi, ma dobbiamo dirlo a tutti quelli che ci ascoltano, a tutta la cittadinanza di Vittoria e i paesi vicini, perché questo è un segno di maturità, nonostante, come diceva il sindaco di Cappella, nonostante il mondo a volte, nella nostra società, riscontriamo qualche segno che non è proprio del volemo ben, ecco. Però, in fin dei conti, i vittoriesi a volte siamo anche brontoloni, no? Siamo brontoloni, però dopo, sotto sotto, quando ci sono queste iniziative, il freno a mano lo molliamo e ci tuffiamo. Ecco, a me fa piacere queste iniziative, che siano queste iniziative, e speriamo proprio che proseguano. E magari l'esempio venga anche preso da qualche altra società che opera in qualche altro campo di attività sportiva. Grazie. Grazie. E un'ulteriore testimonianza che viene un po' dal di fuori, ma sempre da chi ha partecipato attivamente, è l'avvocato Doriana Casagrande, che se vuoi venire così può spiegare un po' quello che è stato il percorso che abbiamo fatto. Come comitato spontaneo che è sorto per sostenere il centro antiviolenza e come progetto di solidarietà abbinato a questo evento sportivo. Anch'io stavo facendo una riflessione ex post al termine, insomma non al termine dell'esperienza, perché l'esperienza continuerà, ma al termine di questo percorso che abbiamo fatto insieme a tante persone. Riflettevo sul fatto che le persone che si sono trovate a lavorare all'interno di questo comitato spontaneo si sono avvicinate forse dapprima come sportivi, perché coinvolti insomma con Scuola di Maratona per sostenere questo progetto, ma in realtà principalmente come cittadini e come professionisti, o comunque un comitato che ha raccolto persone di varie professioni e professionalità, e dove i ruoli si sono confusi. Dove ci siamo mossi come cittadini ma anche come professionisti, ognuno pensando cosa poteva fare all'interno così del proprio ambito per promuovere il progetto di solidarietà e con l'entusiasmo degli sportivi, insomma, no? Con la carica, l'energia dello sportivo, e questo mi è piaciuto tanto, e dove tutti veramente hanno speso il massimo. È stata incredibile la serata teatrale di Sarmede, un evento teatrale di spessore notevole. Più di qualcuno si è rivisto l'evento una volta nei giorni seguenti, perché consumato lì, insomma, è stato forse troppo frettoloso, per cui i contenuti erano veramente da apprezzare anche in un secondo momento. Personalmente ho rivisto tante situazioni che seguo. Per me non è stato, purtroppo, come diceva il sindaco, purtroppo esiste il CAV perché purtroppo esistono queste situazioni, e sono situazioni della porta accanto. E quindi un evento che nella mia testa mi piacerebbe magari poter proporre a delle scuole superiori. Ritengo sia adatto perché l'età è corretta, magari così con il prossimo anno scolastico l'amministrazione potrebbe pensare di sposare e di proporre questo evento teatrale per i ragazzi delle scuole superiori.
A me personalmente è piaciuto parlare con parole adatte a dei ragazzi delle scuole medie di questo progetto Solidarietà, Sport Solidarietà, ed ho trovato incredibile, ma anche no, perché io sono abituata al fatto che i ragazzi sono molto attenti anche a queste questioni. La reazione dei ragazzi della scuola media Cosmo nel passaggio che io ho fatto un sabato mattina, classe per classe, muovendomi 10 minuti per ogni classe, erano catturati e colpiti dal tema che io ho portato, ovviamente parlando loro con modalità adatte. Ecco. In alcune classi non riuscivo ad uscire dalla classe per le domande che mi facevano. Sì, mi bloccavano. Insomma, tutto questo devo dire anche grazie a questo coinvolgimento anche mio nel comitato spontaneo. E quindi dico, è un'esperienza che è stata molto bella per tutti quelli che hanno lavorato, tutte le persone che hanno partecipato al comitato, e lo consideriamo un punto di partenza perché è assolutamente necessario muoversi all'interno del nostro territorio e partendo dai nostri territori, quindi senza pensare di fare le cose in grande, ma lavorando nel nostro territorio, come ho detto ai ragazzi, anche come dire, facendo una cosa che per noi è piccola può diventare grande e importante per una persona, una donna che è in difficoltà, che riceve un'informazione, di poter essere sostenuta a 360 gradi dal CAV, che vuol dire da una rete che lavora per sostenerla, possiamo cambiare la vita, l'indirizzo di vita di una persona in difficoltà, di una donna in difficoltà, dei figli di quella donna. Ecco. E quindi per tutti noi è un punto di partenza per pensare ad un progetto, insomma, che continuerà a favore del centro antiviolenza. Questo. Grazie. Prego. Grazie Doriana. E adesso vi tedio 2 secondi con qualche numero, ma tanto per dare anche il senso un po' poi all'incontro. Allora, abbiamo avuto 1540 iscritti alla maratonina, abbiamo avuto 2101 iscritti alle 2 marce. Tenete conto che era la prima manifestazione che si svolgeva su questo percorso, e quindi le nostre attività, le attività del comitato spontaneo, come l'ha definito Doriana, che è stato coordinato da Tiziana Del Conti, che è qua presente, hanno dato dei risultati, e quindi mi sento di dire che quello che è stato fatto è stata una cosa molto grande rispetto a quelle che sono le manifestazioni che tipicamente si trovano sul territorio, soprattutto essendo magari la prima che si svolgeva con questo contesto. Quindi diciamo che abbiamo venduto delle magliette che erano rimaste a suo tempo, sono state 34 magliette per un totale di 272 euro, 2101 iscritti a cui abbiamo sottratto, permettetemi l'affermazione, 50 centesimi e 1540 iscritti anche a cui abbiamo appunto sottratto altri 50 centesimi, e poi c'è stata una liberalità di 31 euro di una donazione per un totale di 2123 euro. Prima di consegnare naturalmente quello che è stato bonificato, volevo ringraziare innanzitutto chi attivamente ha partecipato, anche oltre ai volontari che naturalmente sono il mio primo pensiero solitamente, perché sono persone che solitamente si ripetono fino all'esaurimento, e quindi è sempre più difficile trovarne, ma quelli che sono il nocciolo duro ci sono sempre. Poi ringrazio naturalmente la Presidente di Trevisando, che è qua con noi, Patrizia Re, che ha sostenuto da subito questa volontà, partecipando alla prima riunione in assoluto anche, mi pare ci fossi, non vorrei sbagliarmi, sì, del Comitato Spontaneo, e quindi poi ha fatto anche una serata, diciamo una presentazione a cui ho partecipato presso Trevisando, e quindi è stata spiegata la motivazione non tanto della marcia quanto della finalità del progetto. Ringrazio naturalmente le signore del CAV che sono qui presenti, per anche conto di Stefania, credo, che purtroppo è ancora infortunata,
e vi ringrazio per quello che fate perché so che non è facile. I presidenti delle associazioni che compongono il comitato e quindi coloro i quali hanno creduto anche in questa cosa, perché non sempre le manifestazioni sportive hanno questo accento sociale. A volte è anche difficile convincere chi partecipa a dire facciamo qualcosa di sociale, ma poi scontentiamo questo. Noi siamo stati decisi da subito e abbiamo voluto credere in questa cosa con una certa forza e avete visto che il risultato viene fuori. Non posso naturalmente dimenticare quelli che sono gli sponsor che sono qui presenti, ma non vorrei dimenticare altri, ma faccio riferimento alla Coop Alleanza 3.0 rappresentata oggi da Massimo Denardi, a Roberto Biz che con la Vittorio Veneto Servizi ci hanno dato un aiuto sostanzioso, Elettra con Massimo Baldassar, i quali naturalmente hanno contribuito in maniera importante a sostenere le spese che sono state oltre 50.000 euro anche quest'anno. Sono numeri che a volte a noi volontari fanno un po' paura, perché è chiaro che essendo direttamente interessati ci troviamo coinvolti anche a livello economico se dovesse succedere qualcosa. Però credendoci e essendo anche aiutati dalle amministrazioni comunali, che non ho ringraziato ma naturalmente era scontato perché le avevo fatto all'inizio, credo che si possano ottenere questi risultati che sono importanti. Adesso, per non andare oltre e portarvi via ulteriore spazio, direi che forse consegnare all'assessore Denardi non è la signore. E per l'importo di 2.123 euro che è stato bonificato sul conto, e che andrà al CAV appunto attraverso il Comune di Vittorio Veneto. Beh, grazie mille a nome del CAV. Bene. Questo te lo lascio perché tu Grazie. è vostro. Adesso vorremmo però anche dare un piccolo riconoscimento a tutti quelli che hanno partecipato, e quindi abbiamo realizzato un piccolo presente. Scusate, mi sono dimenticato della cosa più importante e ce l'ho davanti oltretutto. Sì. Allora, Tenda TV ci ha seguito in una maniera sia per l'eroica dello scorso anno, sia per questa manifestazione, in un modo quasi, direi, certosino, facendo delle interviste mirate, facendo della presenza nel giorno degli eventi precisa e puntuale, una diretta che ha un po' coinvolto tutti quanti, anche perché avevamo un mega schermo, e quindi non posso che ringraziare Federico Campolodotto che è qua oggi con noi, ma tutto il suo staff che ha contribuito in maniera veramente eccezionale a diffondere anche via etere, diciamo così, per non dire via web, questi eventi che hanno sicuramente portato qualcosa di più, forse un po' a noi sicuramente internamente, però anche alla popolazione che, come solitamente succede in queste cose, non si immagina mai che una marcia o una cosa del genere, un evento sportivo possa essere così partecipato. In realtà è stata una cosa molto bella, insomma. Grazie ancora.